Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Donne, giovani e bambini per il primo commosso flash mob in Sicilia in onore di Giulia, vittima di femminicidio a 22 anni. A Campobello di Mazara la comunità si riunisce sulla scalinata della Chiesa Madre. Sanità pubblica sempre più in difficoltà nel Messinese. Dopo la cardiochirurgia pediatrica a Taormina, anche il pronto soccorso e il punto nascite di Milazzo rischiano la chiusura. Il vice premier e ministro Tajani a Sicilia 24. L'accordo con l'Albania dice è una tappa per la soluzione del problema dei migranti. Mario Biondi torna in Sicilia, prima tappa Catania, al Massimo Bellini, il suo Crooning Soon con i brani più celebri del suo repertorio. Calcio, effetto Lucarelli a Catania, i rossazzurri vincono all'ultimo secondo con la Turris, ma lo fanno con merito. Palermo invasa da oltre 2000 atleti per la maratona cittadina. Vince un corridore etiope, secondo un keniano. Ancora ben trovati. Noi apriamo il nostro telegiornale occupandoci del femminicidio di Giulia, che ha sconvolto tutta Italia, ma c'è una piccola comunità in Sicilia, quella di Campobello di Mazara, nel Trapanese, che ha voluto per prima, in tempi rapidissimi, organizzare un flash mob contro la violenza e in memoria di tutte le vittime. Simona Mazzone. Siamo tutte Giulia, tutte le donne e tutti gli uomini che oggi piangono dal Veneto alla Sicilia la scomparsa di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, assassinata a sangue freddo dal suo ex Filippo Turetta. A Campobello di Mazara, nel Trapanese, è stato organizzato in brevissimo tempo davanti al sagrato della Chiesa Madre un flash mob, un momento intenso di riflessione seguito da una preghiera e da un minuto di silenzio. Questa comunità, terribilmente scossa come tutti, ha voluto per prima rendere omaggio a Giulia e a tutte le donne vittime di violenza, uccise barbaramente da chi un tempo diceva di amarle. Ti voglio bene vuol dire voglio il tuo bene, ha detto un commosso Don Pietro Pisciotta, parroco a Campobello, da sempre figura di riferimento per i suoi parrocchiani. Chi ti vuole bene ti lascia libera di scegliere, ha spiegato ai moltissimi giovani invitati a partecipare dalla locale sezione della Fidapa, promotrice del flash mob. Abbiamo coinvolto i ragazzi, i bambini, i giovani, e sono corsi in effetti numerosi, perché pensiamo che solo da loro possiamo iniziare e dobbiamo fare qualche cosa sempre e comunque insieme a loro. Erano oltre 100 sulla scalinata della Chiesa Madre, tra adulti e giovanissimi, e tutti tenevano stretto in mano un filo rosso che idealmente li univa. Alcuni soci della Fidapa hanno invece indossato al petto un fiore di tessuto colore verde, come la speranza che un giorno tanta cattiveria e tanta violenza possa finire. E del femminicidio di Giulia si è parlato anche nella giornata conclusiva del meeting di Forza Italia oggi a Taormina, dal ministro Valditara, che annuncia per martedì un minuto di silenzio nelle scuole, alla ministra Bernini sull'idea di borse di studio in onore della giovane laureanda, al ministro degli esteri Tajani proprio sull'arresto dell'ex fidanzato. Ma ascoltiamo proprio Tajani. Con l'arresto, grazie al lavoro di coordinamento tra le nostre forze dell'ordine e quelle tedesche, di questo ragazzo che ha ucciso la propria ex fidanzata, credo che in pochi giorni potrà essere affidato alle forze dell'ordine e alla giustizia italiana per subire il giusto processo. Per una ragazza che si stava per laureare, io credo che dovremmo darle una laurea honoris causa. Voltiamo pagina, il giallo di Randazzo, indagini a 360 gradi sul tentato omicidio e poi il suicidio di un 87enne di Moglio, interrogate diverse persone, ma resta ancora oscuro il movente. L'arma, detenuta illegalmente, è stata sequestrata. Tonino De Mana. Ha sparato 3 colpi di pistola calibro 9. Il quarto colpo lo ha indirizzato verso se stesso per togliersi la vita dopo aver tentato di uccidere un 67enne di Randazzo, tuttora ricoverata in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita, ma è stato necessario un delicato intervento chirurgico
È un vero e proprio rompicapo per gli investigatori il fatto di sangue avvenuto ieri intorno alle 13 in un casolare di campagna di via Sciarone a Randazzo. È qui che Salvatore Minissale, 87 anni, arriva da Moio Alcantara a bordo della sua Alfa 156, va dritto verso l'abitazione, dopo alcuni minuti apre il fuoco contro il 67enne, definito una persona mite e tranquilla. Poi si allontana, trova il cancello chiuso e rivolge l'arma verso se stesso, sparandosi alla testa. A chiamare soccorsi è stato una badante presente in casa e la cui testimonianza potrebbe essere importante per ricostruire la vicenda. Dagli investigatori vige il massimo riservo. La certezza è che alcune persone sono state già sentite dai carabinieri di Randazzo e che avrebbero riferito di vecchie questioni pregresse, forse un incidente avvenuto in passato e che avrebbe creato attriti tra Minissale ed un familiare del 67enne ferito. Ipotesi che si stanno vagliando in queste ore, anche se resta inspiegabile l'epilogo. Perché Minissale si è sparato? E soprattutto, qual è il movente del pomeriggio di follia di via Sciarone? La pistola, detenuta illegalmente, è stata sequestrata e sarà analizzata dai RIS di Messina. Bisognerà capire la provenienza dell'arma e se eventualmente sia stata utilizzata anche in passato. E c'è un fermo dei carabinieri di Caltabellotta, siamo in provincia di Agrigento, per l'omicidio a bastonate di El Fakihin Hakim, 28 anni, originario del Marocco, il cui cadavere è stato trovato alla periferia del paese, nei pressi del campo sportivo. Anche la persona fermata è un nordafricano. Gli investigatori ritengono che ad aggredirlo sarebbero state almeno 3 persone. L'omicidio sarebbe maturato all'interno di un accampamento occupato da extracomunitari che in questo periodo lavorano alla raccolta delle olive. Il rischio chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica a Taormina, quella del pronto soccorso e del punto nascite a Milazzo in provincia di Messina. Sono davvero diversi i fronti di protesta aperti sul fronte appunto della sanità. Francesco Triolo. Sono 2 i casi che stanno agitando la sanità messinese, da un lato il centro di eccellenza della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, dall'altro lo smantellamento del pronto soccorso e del punto nascite dell'ospedale di Milazzo. Una decisione che porterebbe ad un ridimensionamento e a quell'accorpamento con il Cutroni Zodda di Barcellona non visto di buon occhio, perché il Fogliani serve una fetta di territorio importante con la presenza della zona industriale dove sono decine le aziende a rischio incidenti, oltre che essere un punto di riferimento per l'intera Valle del Mela e per le oli. A questa situazione noi dobbiamo per forza ribellarci, perché dobbiamo difendere quello che è il diritto alla salute, il diritto ad essere assistiti nel momento in cui ne abbiamo di bisogno e nei tempi corretti. Non è possibile ormai andare in un ospedale, in pronto soccorso, e aspettare 10-12 ore per essere medicati, oppure file di mesi e mesi per avere una prestazione medica. Una situazione che i sindaci del comprensorio hanno deciso di affrontare di petto e sono pronti a presentarsi a Palermo facendo fronte comune nella protesta. Una protesta che non si ferma nemmeno a Taormina. Per molti le rassicurazioni del presidente della regione Schifani ieri pomeriggio ai genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica del San Vincenzo sono state di facciata. Per i genitori parole formali e anche abbastanza scontate, come quella dell'interlocuzione in corso con il Ministero, ma Schifani ha almeno anticipato che si chiederà un'ulteriore proroga tecnica dopo il 31 gennaio. Il governatore ha raccolto anche i dati che i genitori hanno portato dai 73 interventi in emodinamica ai 58 interventi chirurgici ed i 167 ricoveri al CCPM da luglio ad oggi. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiuso oggi a Taormina la convention regionale di Forza Italia. L'accordo sui migranti con l'Albania è tra i temi dell'intervista rilasciata al nostro inviato Luca Ciliberti. Presidente, siamo in Sicilia, fronte caldo dell'immigrazione, il governo Meloni ha sottoscritto questo accordo con l'Albania. Cosa ci dobbiamo aspettare? Saranno solo questi 2 CPR che accoglieranno, se va bene, qualche migliaia di migranti, oppure sarà davvero una risposta nel momento, nella stagione calda dello spostamento dei migranti? L'accordo con l'Albania è parte di una strategia che il governo italiano ha messo in campo per fronteggiare la questione immigrazione, che si risolve certamente con accordi come questo, con iniziative sul territorio nazionale, ma soprattutto deve risolversi a lungo termine con un'azione nel continente africano. Senta, Presidente, Occhiuto da un lato, Schifani dall'altro, in mezzo ci manca qualcosa.
Stiamo lavorando per trasformare il sogno di Silvio Berlusconi in realtà, cioè quel ponte che non soltanto collegherà la Sicilia alla Calabria, ma sarà uno strumento per la crescita economica dell'intero Paese. Le infrastrutture sono determinanti per la crescita economica. Tornando al tema delle europee, correrete da soli o farete alleanze? Noi correremo da soli con il nostro simbolo, poi siamo pronti ad accogliere anche candidati indipendenti. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa e torniamo tra poco. Siamo tornati in studio e adesso andiamo a Catania, dove sono stati piantati numerosi alberi di falso pepe, dunque momento di festa e di condivisione in piazza Aldo Moro. Il servizio. Preziosi alleati dell'ambiente, fondamentali per ridurre l'inquinamento e le temperature in una città, Catania, reduce da un luglio rovente che ha portato persino al danneggiamento di cavi elettrici e a prolungati blackout. L'importanza degli alberi è sotto gli occhi di tutti e piantarli è sempre un momento di festa e di condivisione. Appuntamento di buon mattino in piazza Aldo Moro, dove sono stati piantati diversi arbusti di falso pepe per rendere più verde ed accogliente il parco. Non si può non pensare di programmare. Il verde, gli alberi sono essenziali per la salute del cittadino, oltre ad essere chiaramente belli esteticamente, sono essenziali. La Sicilia come sta sotto questo punto di vista? La Sicilia, insomma, abbiamo tanti problemi, non c'è una programmazione strutturata di quelli che sono gli interventi per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Per esempio, abbiamo gli incendi. Si incendiano tantissimi ettari di bosco durante l'anno, ma non c'è un piano di riforestazione. Alberi uguale benessere. Catania purtroppo ha troppo cemento e poco verde. Quel poco verde noi lo dobbiamo cercare di ampliare e migliorare, come quest'area che i cittadini stessi ci richiedevano da tempo di essere munita appunto di più alberi. Catturano le polveri sottili, rilasciano ossigeno, proteggono dall'erosione, contribuiscono a conservare la biodiversità, migliorano il benessere dei cittadini e creano luoghi di socialità. L'immagine simbolo è quella che vedete, tutti, grandi e piccoli, attorno ad una pianta ancora fragile, ma sicuramente utile, specie per le nuove generazioni. Nel giorno della settima giornata mondiale dei poveri siamo andati a Siracusa, in una delle mense che ogni giorno offrono un pasto caldo a chi è in difficoltà. Il parroco del Pantheon dice ai nostri microfoni: noi non ci fermiamo mai. Francesco Aloi. I volontari non si fermano mai, nemmeno la domenica. Nella giornata mondiale dei poveri, come ogni altro giorno, sono pronti ad aiutare chi è in difficoltà. Noi siamo andati alla mensa del Pantheon a Siracusa. Grazie al volontariato che garantisce una presenza continua e alla provvidenza che alla mensa del Pantheon e di casa riusciamo ad offrire a chi si presenta un pasto completo, caldo, tutti i giorni. Dal primo al dolce chi viene qui riceve un pasto completo, pasto che per chi vive nella povertà vale doppio. Prima del pasto materiale c'è l'accoglienza da parte della comunità e dei volontari. Tanti si percepisce hanno bisogno di un sorriso, hanno bisogno di una carezza, hanno bisogno di essere ascoltati. Ci si allontana per qualche ora dalla casa e dalla famiglia per dare il proprio contributo. Aiutare gli altri fa stare bene anche noi, ci dicono i volontari. Abbiamo questo piacere di dedicare un po' di tempo della nostra vita a chi è meno fortunato di noi. E ci riempie di gioia. Negli ultimi anni in Sicilia la povertà riguarda sempre più persone, stranieri ma anche italiani. Le richieste di aiuto aumentano di giorno in giorno. Il fascino del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, la voce profonda e accattivante di Mario Biondi. Grande spettacolo ieri sera a Catania per una tappa di crooning The Italian Tour, appunto la prima tappa siciliana dell'artista catanese che questa sera invece si esibirà a Palermo. Lo ha incontrato per noi Emanuela Corsi. Resta fisso immobile lo sguardo come parla. Uno
Uno show unico, mai visto prima. Un'orchestra composta da 18 elementi che suona sul palco senza amplificazione, la sua inconfondibile voce al centro di un'atmosfera calda ed intima. Mario Biondi è tornato in Sicilia per regalare al pubblico un'esperienza senza tempo, con 2 tappe, una catanese e una palermitana, del Crooning The Italian Tour. Il primo dei 2 appuntamenti ieri sera al Teatro Bellini di Catania. Siamo alla data catanese e per me è ovviamente un'emozione fortissima. Io in questo teatro ci sono cresciuto da bambino, ho fatto il figurante lirico, ho fatto Idomeneo, ho fatto diverse opere e tornarci in questa veste un po' più classica mi emoziona, mi stimola anche tantissimo. 14 date nei più prestigiosi teatri italiani, molte delle quali già sold out. Il Crooning The Italian Tour, partito il 16 novembre da Crema, proseguirà questa sera al Politeama di Palermo. È un esperimento ovviamente anche impegnativo perché non abbiamo spie, non abbiamo ritorni di ascolto da casse o da auricolari. Insomma, torniamo all'inizio del Novecento, forse alla fine dell'Ottocento, questa è l'idea, quindi sicuramente è un progetto mai fatto. Sul palco il crooner siciliano spazia dai classici del soul e del jazz arrangiati ad hoc per questo progetto live ai brani contenuti nel nuovo album Crooning Undercover, un mix di inediti e cover come My Favorite Things che apre il concerto. Con tutti i musicisti siciliani, palermitani tendenzialmente, tutti estremamente bravi. Abbiamo rivisitato il repertorio classico con classicità. E dopo la musica ci fermiamo e ritorniamo tra pochissimo con il calcio e non solo. Siamo tornati in studio, il Catania rinasce con Lucarelli, rossazzurri vittoriosi ieri all'ultimo secondo con la Turris, ma con pieno merito. Sentiamo Marco Carli. Questa era l'immagine che mancava, quella del gruppo. Lucarelli l'ha riportata come nelle sue precedenti gestioni catanesi. Sul gruppo ha lavorato il tecnico, più di tutto, tentando di rinsaldarlo, di alleviarne i colpi subiti. Poi certo ci sono anche le soluzioni tattiche, importanti, ma vengono dopo. Prima viene Chiricò che lavora per la squadra, Marsura che corre sulla fascia e si prende l'applauso del pubblico, solo per fare 2 esempi. Prima viene il gol al 97esimo di Bois che indica voglia di farcela a tutti i costi in qualsiasi modo, magari anche con un pizzico di fortuna in più. Prima erano i pali, adesso si sono trasformati in gol, ma la fortuna bisogna sapersela conquistare. La vittoria penso ci sia pochi dubbi sul merito. Ho detto ai ragazzi di cogliere questo segnale perché potrebbe essere che il vento ha cominciato a girare. Fin qui il Lucarelli motivatore, ma c'è anche il Lucarelli tattico che sposta Rocca fra le linee, vara il 4-2-3-1 con i rientri dello stesso Rocca in mediana e di qua in difesa per limitare il gioco della Turris. Il risultato è un Catania arrembante fin dall'inizio che costruisce azioni da gol. Di Carmine prima sfiora il palo dopo una bella imbucata di Bois, poi trova il riflesso di Fasolino che ribatte di piede e poi si deve invece inchinare il portiere al colpo di testa di Curado. Finalmente in campionato un gol su calcio piazzato. Nella ripresa il Catania costruisce meno ma controlla il match, tanto che la rete della Turris appare un episodio seppur favorito da una distrazione generale. Il Catania subisce il colpo ma resta lì attaccato alla partita fino al finale che stravolge tutto e magari apre altre strade. L'esperienza suggerisce cautela, troppe volte si è gridato la svolta in questa stagione senza poi afferrarla realmente, ma per dirla alla Lucarelli forse adesso il vento è cambiato, sta al gruppo Catania saperlo sfruttare e provare a spiccare il volo. Sconfitta del Messina per 2-0 oggi pomeriggio a Foggia. Le reti sono state realizzate nel primo tempo da Peralta su calcio di rigore e nella ripresa da Salines, ennesima prestazione negativa della squadra di Modica che adesso è terzultima in classifica. E oggi a Palermo la maratona con oltre 2000 atleti a vincere un corridore etiope, secondo un keniano. Tantissimo spettacolo per un percorso che ha appassionato un po' tutti. Marco Gullà.
Palermo indossa le scarpe da running e pettorina per la 28ª maratona della città. 2000 atleti in gara per la maratona di Palermo, dal Politeama a Piazza Vittorio Veneto, dal parco della Favorita al centro storico, passando per Piazza Indipendenza proprio ai piedi del Palazzo Reale. Un percorso bello e suggestivo per gli atleti che hanno corso questa mattina per le vie del capoluogo siciliano. A vincere l'Etio Petation II, il keniano Kip Kenei, una festa dello sport. Ancora una volta la città di Palermo si conferma protagonista nel settore dell'atletica leggera, con una maratona davvero straordinaria che non racconta solo di sport ma di sostenibilità, perché quest'anno in parallelo alla giornata della maratona abbiamo istituito la giornata ecologica con un messaggio forte per l'intera collettività, ma anche raccontiamo di socialità grazie ad un messaggio di forte inclusività e perché no anche di turismo. Nel pubblico anche Rashid Berradi, ex primatista italiano della mezza maratona. Una maratona che quest'anno ha battuto ancora tutti i record, più di 500 maratoneti e altre 1500 partenti sulla mezza. Molto interessante l'idea di fare la staffetta, quindi per dare la possibilità a tanti runner di poter portare a termine una maratona. Gli oltre 2000 atleti hanno corso immersi nelle bellezze naturali e artistiche della città, circondati da una splendida cornice di pubblico che tra appassionati e curiosi hanno spinto tutti verso il tanto agognato traguardo. Con questo servizio si chiude Sicilia 24. A tutti voi grazie per l'attenzione e buona serata.